Il centro-sinistra di Mogliano chiama all'appello i propri elettori per la scelta del candidato sindaco. Urne aperte domani per le primarie di coalizione. A sfidarsi 4 candidati, 2 donne e 2 uomini. Rita Fazzello è la candidata per Mogliano Democratica, Carola Arena per PD Mogliano 2024, SEL PSI, Arthur Carponi Schittar, candidato di A Mogliano, e Alberto Vianini, candidato dai Giovani per Mogliano. Si vota domani, domenica 19 gennaio, in 7 seggi divisi per aree di residenza tra centro storico e quartieri. Si vota tutto il giorno dalle 8 alle 22, sono stati allestiti appositamente 7 seggi, quindi ancora di più rispetto alle primarie le primarie del centro-sinistra dell'anno scorso e le primarie per il segretario del PD. Si è voluto fare un tentativo molto forte di coinvolgimento di tutti i partiti del centro-sinistra e di tante civiche. Urne aperte dunque al centro sociale di via 24 Maggio, nella sede del quartiere Ovest, nella pagoda di Marocco, nella palestra di Campocroce, nello spazio giovani di Zerman, nella sede quartiere Est e nell'ex scuola elementare di Bonisiolo. Per votare possono votare tutti, anche i sedicenni, i 17enni, in un seggio speciale, quello del centro sociale di Mogliano, anche cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Abbiamo scelto come centrosinistra di fare la massima apertura e quindi invitiamo tutti ad andare a votare. Sfida tutta aperta per i 4 candidati che si dicono rivali fino a domani sera, ma da lunedì nuovamente uniti nel sostenere chi uscirà vincitore dalle primarie.